Courmayeur, che è l'arnua. Confermate, disaccordo, sì. Credo che ci sia anche un'arnua d'Amon o un'arnua d'Esop. C'è un'arnua d'Amon e un'arnua semplicemente. Allora, conoscendo come funziona il patois di Courmayeur, noi possiamo immaginare che quel nua in realtà non sia che un nuova, un nuba. La parte prima però è un po' più oscura, almeno per alcuni, vuol dire semplicemente al peggio. È una parola che si è un po' persa, soprattutto nella media alta valle, perché è stata sostituita da montagno. Se voi sentite un valdostano parlare, dire che possiede una montagna, non è detto che possieda l'intera montagna, ma semplicemente ha un alpeggio e porta il bestiame, le mucche in estate. L'ar è una parola che è ancora viva in bassa valle in alcuni casi, ma ecco, è rimasta fossilizzata in toponomastica, anche se non la si usa più in certe zone. Quella appunto è una delle caratteristiche della toponomastica, quella che il nome rimane, si fossilizza come toponimo, ma non viene più usata come parola nel dialogo delle persone. Poi. Come si fa in toponomastica? Qual è il procedimento? Allora, bisogna trovare tutte le forme possibili e immaginabili della parola, per forma intendo proprio la parola, sia orale che scritta. Soprattutto le forme scritte più antiche, anche se non è detto che portino sulla strada giusta. Un piccolo esempio: se io volessi analizzare una parola, un toponimo che è questo, a Courmayeur, che è l'areta de Tronchet, per esempio, allora potrei trovare che nelle mie attestazioni ho su una carta delle passeggiate l'arete de Tronchet, ho fatto un'inchiesta toponomastica, sono andato a chiedere alla gente del posto, mi hanno detto qualcosa come Areicha di Tronzei, e poi ci sono varie altre areiche. Ora, a quel punto si ricostruisce tutta la storia della parola e si va a vedere che c'è una arista, che è una specie di, chiamiamola cresta se volete, che ha dato questa parola. Qui mancherebbero, per fare bene le cose, mancherebbero tutte le attestazioni più antiche nei documenti più vecchi, fino ad arrivare al francese, al latino, tutto ciò che possiamo trovare, ammesso che ci siano. Questo è proprio per arrivare a ricostruire la storia della parola. Ecco, per arrivare a ricostruire la storia della parola, sì, trovare tutte le forme, trovare ovviamente tutti i significati che ti possono dare, anche se non è detto che siano quelli giusti, si raccolgono tutte le informazioni, non ci si pone tante domande prima, si prende tutto e si riflette dopo, così non si esclude nulla, che magari potrebbe essere anche giusto. Quello che bisogna fare è questa parte qua anche, cioè conoscere i filtri. E per filtro intendo praticamente conoscere le lingue e i tipi di persona che ci hanno portato questo toponimo, quindi le lingue attraverso le quali questo nome è passato e anche le persone che lo hanno trasmesso. Quindi noi dobbiamo studiare in qualche maniera come funziona la lingua locale, nel caso lavorassimo sulla pronuncia locale della parola, e troveremmo che questo nesso si trasforma dal latino nella patois di Courmayeur in eich. Quindi una parola come arista diventa la reicha, una parola come testa diventerà teicha, una parola come crista diventerà creicha. E possiamo fare questo lavoro per arrivare a essere sicuri che effettivamente l'origine della parola poi sia
quella che viene riconosciuta